Ciao Patavini, sono venuto a Maserà da Filippo nella sua Filippo Bakery. Dopo tanto Grazie. tempo ce l'abbiamo fatta, volevo trovarti. Ce l'abbiamo fatta. Filippo, raccontami un po' la tua attività che mi piace molto. Benissimo, allora non è una pasticceria tradizionale, è un laboratorio di pasticceria creativa, possiamo chiamarla così, quindi proprio fuori dai soliti canoni, ecco. E appunto sono specializzato nelle torte decorate, e quindi sia torte belle ma soprattutto buone, perché ci deve essere sostanza. E poi appunto siamo specializzati nella personalizzazione della torta, quindi qualsiasi idea tu possa avere in testa, una torta a forma di macchina, una torta per un compleanno speciale, per fare bella figura, questo è il posto giusto. Allora, io ne ho tante idee, quindi potremmo fare scintille e paura insieme, quindi meglio che non stiamo troppo a tavolino Vabbè, dai. a fare brainstorming. Oltre a fare un sacco di biscotti, meringhe, cupcake che sono a coronare appunto il core business che è quello delle torte, Filippo presta tanta attenzione ai dettagli, no? Sì, assolutamente, infatti come dicevi tu, sì, siamo specializzati nelle torte, però ogni giorno potete venire qui per prendere dei cupcake, dei biscotti, dei cake pops, qualche dolcino da sport c'è sempre, e poi sì, comunque è super tutto dettagliato perché ci teniamo particolarmente a questo aspetto, ecco. Assolutamente sì. E da quanto sei aperto quindi? E circa 1 anno e mezzo adesso. E l'idea come ti è venuta? È sempre stata una mia grande passione la pasticceria, poi ho sempre avuto una grande passione per l'arte, per tutto ciò che è creativo, per le cose manuali, e questo era il modo giusto per unire le due cose. Assolutamente sì, è una bellissima idea. Adesso ci fai vedere qualcosa, se c'è qualcosa di pronto, e poi ti guardiamo anche in azione. Bene, grazie. Mi stavo chiedendo quanto tempo ci metti a fare una torta? Questa è una domanda abbastanza impegnativa, perché appunto essendo proprio un lavoro singolo a progetto, ogni torta ha il suo tempo, che può essere una cosa da mezza giornata, un paio d'ore, a magari anche una settimana di lavoro se ci sono decorazioni più elaborate. Proprio come ti dicevo prima, è un laboratorio artigianale, quindi tutto viene fatto a mano dal zero, dal unendo le uova, la farina, lo zucchero, alla decorazione finale. Quindi io consiglio sempre di prendersi un po' di preavviso, cioè con un po' di tempo in anticipo per ordinare una torta, circa una settimana, per essere sicuri proprio di avere tutto sotto controllo e avere proprio la torta perfetta. Perfetta per l'evento. Sì. Ascolti musica quando realizzi le creazioni o cosa? Beh, guarda, ti dico che secondo me i podcast sono stati la mia salvezza, perché ne ascolto tantissimi, però sì, anche la musica, secondo me, come ti dicevo prima, un po' tutta la creatività, anche la musica fa parte di questa cosa qui, quindi io sempre ascolto musica, le cuffie, queste cose qua, per essere ancora più immerso nel mio lavoro, mi stacco da tutto e mi concentro su quello che devo fare. Perfetto, vorrei chiederti canzone e podcast preferito, ma la lasciamo a me. Ci siamo spostati nell'altro angolo di negozio e Filippo mi stava raccontando che appunto fa anche dei corsi. Certo, teniamo qui dei corsi regolarmente, sia per adulti che per bambini, perché mi piace anche insegnare quello che so fare, mi piace perché ci sono tante persone coinvolte e, come dico sempre, tante volte sono più io che imparo da loro che loro che imparano da me, perché è un mescolarsi di tante cose, mi fa davvero molto piacere. E per tenervi sempre aggiornati consiglio comunque di guardare le pagine social, dove pubblichiamo sempre le date, appunto con tutto il calendario, sia per adulti che per i bambini. Ci sono tanti bei progetti che riguardano sempre il mondo della pasticceria e dei dolci. Certo, bellissimo, bellissima anche questa cosa dell'interscambio. Direi che andiamo in laboratorio adesso. Sì, al momento. Andiamo. Filippo adesso mi fa vedere come fa i suoi deliziosi cupcake. Però poi ti metto alla prova, Ah, voglio farli anch'io, certo. Perché mangiare è un conto, però farli poi... Assolutamente sì, poi mi dai il voto, mi dai. Assolutamente. Allora io parto dal centro, faccio un bel ricciolo tutto intorno e poi salgo. Eccolo qua. Vai. Sfida accettata, adesso tocca a me. Bravissimo, tutto intorno, sali, un po' tremolante. L'emozione. Esatto. Voilà. Visto che bello. Carino. Sì, ci siamo. Assolutamente sì, test superato. E ci mettiamo sopra un Oreo, adesso vediamo, lo scegliamo insieme. Abbiamo scelto i colori di Filippo Bakery. Sì, li ho scelti apposta. Vai con gli sprinkles, che danno sempre quel tocco in più. Ma che bello. Filippo mi ha mostrato tutte le sue delizie, mi ha portato un po' di dolcezze, adesso io assaggio questo cupcake alla Nutella. È buonissimo Filippo, molto buono. Vado con un altro morso,
Allora io mi sono preso un lecca. Fatto bene, visto che di dolcezza ce n'è stata poca oggi, bisogna Ce n'è fare stata pieno. poca, adesso mi insegnerai un po' di tecniche, un po' di qualcosa, io ti sbircio all'opera. Anzi, vieni ai nostri corsi, ti aspetto, mi raccomando. Molto volentieri, voi state aggiornati, lui è super disponibile, controllate anche i suoi profili social per vedere tanti capolavori. Grazie. Fa venire tanta voglia, quindi dovrete venire anche qui ad assaggiare, ovviamente. Sì, mi raccomando, vi aspetto tutti quanti, Grazie ancora e ci vediamo presto. A presto. Va bene. Grazie Filippo. Ciao ragazzi.